Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi vorrei rispondere a una amicizia, a una persona followers che segue il canale, che appunto ha parlato di questo amore incondizionato e che l'amore può fare tutto in questo mondo. Ed è bellissima questa frase e sono pienamente d'accordo. Il vostro Marietto Veneziano vi chiede però, prima di iniziare questa pillola, di iscrivervi al canale YouTube di Legata, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, e di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook, dove è inutile dirlo, i migliori iscritti del pianeta del mondo Face ce li ha il Legata Marietto Veneziano nei propri gruppi, e anche nel canale di Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì sera il Legata Marietto Veneziano, coadiuvati dal grandissimo Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. I link sono qui sotto in descrizione. Se mi lasciate anche un super like e un bel commento, il vostro Marietto è ben contento. Bene, iniziamo un po' con questo discorso dell'amore incondizionato che si legge a destra, ma anche sui vari gruppi social e anche ultimamente nei vari commenti del vostro Marietto Veneziano, che si ritrova sotto ai suoi video. Questo è bellissimo, cioè è sempre lodevole trovare persone che hanno questa idea, però il Marietto ha sempre spiegato che viviamo in un mondo duale in cui c'è un po' di bianco e un po' di nero. Ci sono quelli della mano sinistra e quella della mano destra, e poi c'è la via regale, quella centrale. Il problema non è che l'amore non vincerà mai, l'amore vincerà sempre, in ogni caso, e nel mondo esoterico viene chiamato la vitamina A. La vitamina A vincerà sempre, ma purtroppo la vitamina A non ce l'hanno in tanti, ce l'hanno in poco, e non bisogna solamente parlare di vitamina A, ma poi bisogna scendere in campo e mettere in atto la vitamina A. La vitamina A però è un dono di Dio, non è che uno è come Don Abbondio: se uno il coraggio non ce l'ha, non se lo può dare, magari può raccontare che ce l'ha, ma non c'è. Noi, come già spiegato in altre pillole, siamo soggetti agli influssi lunari. La luna in fondo vuole cibo eterico e chiaramente e periodicamente ogni 28 giorni si prende il suo cibo lunare, creando appunto discordie, omicidi, suicidi, insomma tutto quello che noi vediamo di brutto è molto probabilmente, senza il molto probabilmente, ma sicuramente è influenzato dalla luna, perché crea maree, ma anche maree emozionali. Però la vitamina A non la si può vincere, perché? Perché è un dono di Dio, è Dio che dà queste, come si dice, queste vibrazioni, queste possibilità a certe persone. Molte persone hanno la vitamina A perché un dono di Dio gli è stato donato senza nessun merito. Dio ha scelto così e Dio va avanti così. Quindi è inutile dire che l'amore vincerà tutto, perché è vero che vincerà tutto, ma questo è un dono di Dio, della Keter, no? E quindi è praticamente come se la Keter fosse scesa e camminasse su questo pianeta. Quindi è vero portare avanti il discorso che l'amore vince tutto, però è anche vero che noi viviamo in un ambiente dove di amore c'è poco, perché è sovrastato dagli influssi lunari, i quali a loro volta usano gruppi misterici un pochettino birichini per fare dei disastri. E in mezzo chi ci sta? In mezzo ci stanno le anime giovani, perché le anime vecchie sono protette praticamente dalla Keter, perché sono una parte importante della Keter. Le anime giovani invece si devono fare il loro percorso esoterico e materiale, come hanno fatto le anime vecchie, che prima era il loro turno, è stato il loro turno. Quindi noi viviamo in un mondo duale in cui c'è il bianco, il nero e alcune volte il grigio. È vero che l'amore vincerà sempre, ma perché quando si parla di amore si parla di Dio che si è incarnato sulla terra e sta camminando in un modo importante. Dio dentro dappertutto, sì. I cabalisti lo spiegano molto bene: quando c'è stato questo Zinzum, c'è stata questa divisione, praticamente Dio ha scelto, o diciamo ha fatto o ha creato questo parte del mondo di cosmo che noi lo vediamo a livello materiale, e noi stiamo camminando su questo terreno. In questo terreno le anime antiche stanno sperimentando certe emozioni, certe cose, hanno dentro l'amore, sì, l'hanno guadagnato facendo fatica,
No, è un dono di Dio. Chiaramente anche loro si sono dovuti fare il loro percorso, ma erano già destinati, erano già stati scelti come anime antiche. È inutile pensare che tutti possono, lo so, è un discorso pragmatico molto duro, però è inutile pensare che tutti potrebbero farcela. Sarebbe come sviare, come dire che un cieco può all'indomani vedere subito la luce. Ci vuole il suo percorso e le sue varie incarnazioni. In futuro quelli che saranno anime giovani molto probabilmente diventeranno anime antiche e potranno avere l'amore e capiranno che l'amore non possono avercelo tutti. È un discorso duro, pragmatico, però purtroppo è così. Chi si illude che un'anima giovane possa avere amore è un pochettino sfuorviante per il semplice fatto che lo vede. Quando tu prendi il pendolino e controlli la qualità di un'anima ed è sotto i 6500 bovis, quella persona potrà essere la persona più ricca del mondo, ti potrà fare tutti i lamecchi, però purtroppo è dalla parte della luna, sarà guidato dalla luna, dalle vibrazioni lunari, e quindi sarà una persona che, anche se ti regala tutto l'oro del mondo, vedi come certi magnati che sono alla guida di questo pianeta, alla fine il suo, come si dice, goal, il suo bersaglio sarà solo riempirsi le tasche per scendere nel basso astrale. Bene, cari amici, detta questa filippica importante perché è pesante, però purtroppo devo mettere i puntini su lei, e anche Osho lo diceva. Questo mondo non esiste la pace, ma esiste la preparazione alla guerra e alla guerra. E se lo diceva Osho, la cosa penso che sia chiara. Bene, cari amici, detto questo, il vostro Maledetto Veneziano vi ringrazio di avermi seguito fino qui. Occhio alla luna, come vi ho già spiegato, e a presto. Grazie cari amici, alla prossima, ciao.